Buon pomeriggio e ben trovati a Sicilia 24 Focus. Gadgets che raccontano la Sicilia abbinata alla mafia su un traghetto che collega la Sicilia con la Calabria. In tanti li avranno visti, avranno anche fatto finta di niente. In tanti si saranno indignati. Qualcuno invece ha fatto questa cosa qua, che vediamo subito. Siamo sulla Caronte, Messina, Reggio Calabria, sul traghetto. Guardate questo, un negozio di souvenir. Guardate che cosa c'è, con le souvenir per la Sicilia, con le souvenir per raccontare la Sicilia. Questa immagine del padrino, poi venite qua. Un mafioso, la mafiosa, guardate, il tagliere del padrino. E guardate, questa è nuova, questa è nuovissima. Sexy mafiosi, questa fa veramente schifo. Allora io come siciliano mi vergogno di tutto questo, mi vergogno di questi souvenir che dobbiamo esportare. Indignatevi pure voi, perché non è possibile. Io chiedo al sindaco di Messina di salire sulla Caronte e fare levare queste porcherie, perché come siciliani ci dovremmo vergognare tutti quanti. Che schifo! Allora, schifo e porcherie. Mario Incudine, buon pomeriggio. Erano le parole giuste da utilizzare in questa occasione. Schifo e porcherie. Sì, assolutamente, ma dire che questo sfogo ha sortito l'effetto desiderato. E questa è la cosa più importante, perché significa che quello che abbiamo denunciato aveva senso, e quindi dobbiamo essere felici tutti quanti del risultato che abbiamo raggiunto. Allora, colgo l'occasione ovviamente per salutarti, non l'ho fatto insomma come premessa, ma ci stava tutto questo inizio con il tuo video. Mario Incudine, cantautore, grandissimo rappresentante di world music ed è ovviamente un artista siciliano che racconta la parte bella della Sicilia in tutto il mondo. Parliamo di questo oggi a Sicilia 24 Focus, lo facciamo anche con l'ausilio di una bravissima collega che vi presento del quotidiano La Sicilia, Francesca Aglieri Rinella. Buon pomeriggio Francesca. Buon pomeriggio a voi. Allora, noi ci troviamo spesso da cronisti a raccontare di questo brand mafia. Questo non è ovviamente un episodio isolato, questo è uno dei tanti episodi che appunto da cronisti abbiamo raccontato di questo brand mafia che si diffonde nel mondo. È così? Sì, è così, partendo dal presupposto che banalizzare un fenomeno criminale come quello della mafia lo rende ancora più pericoloso. È tornato alla cronaca proprio nei giorni scorsi il caso di una squadra di basket spagnola che aveva utilizzato uno slogan, la mafia si siede a tavola, e che è stata redarguita dal console italiano a Madrid, che ha chiesto immediatamente la rimozione dello sponsor dalla squadra di basket. Questo è l'ultimo degli episodi che abbiamo raccontato in queste ore, solo in ordine di tempo, ma se andassimo indietro nel tempo potremmo fare anche tanti esempi, dalla Germania alla Spagna all'Australia. Più volte purtroppo la Sicilia è stata accostata al fenomeno della mafia, nel settore della ristorazione, così come nel settore dell'abbigliamento e nel settore dei gadget di cui parlava Antonio. Ecco, e tra l'altro questo è stato, come dicevamo, un episodio. Adesso fra poco ci collegheremo nuovamente con Mario Incudine che si trovava, l'abbiamo visto tutti, in auto, stava raggiungendo il suo albergo e quindi fra pochissimi istanti lo avremo ancora con noi. È stato un fenomeno lanciato attraverso i social, potere dei social quando questi combinano qualcosa di positivo. In questo caso è stato un messaggio raccolto da tanti, no? Perché Mario ha ricevuto una pioggia di like per questa sua denuncia, ma non solo, come diceva poco fa, ha ricevuto anche la soddisfazione più grande, la rimozione di questi gadget che peraltro, se non ricordo male, questa vetrina, e Mario è collegato nuovamente, che si trova appunto su un traghetto, Mario, aveva proprio in testa il simbolo della regione siciliana. La bandiera. La bandiera. C'era la bandiera della regione siciliana e sotto c'erano questi gadget con queste immagini. Diciamo che era una contraddizione assurda, per cui veramente mi è venuto il fuoco, anche perché io non lo dico da un giorno tutto questo, io lo ripeto da anni, ogni sera sul palcoscenico io lo dico che è uno spettacolo raccapricciante, e non è possibile rimanere in silenzio di fronte a tutto questo, perché è un'offesa non solo a noi ma anche proprio alla memoria
di chi è morto per lasciarci una terra migliore. Quindi non è accettabile che quanta gente ci può andare sulla Caronte ogni giorno avanti e indietro, un'infinità di gente, di turisti. Perché dobbiamo dare questa immagine? Questo moto di schifo proprio mi ha generato quel video che alla fine però ha sortito l'effetto che volevamo. Ecco, cioè... Mario, scusami, volevo tra l'altro, ti presento la collega Francesca Lieri Rinella, che sicuramente conoscerai, penna sopraffina del quotidiano La Sicilia, e che ha raccontato una fetta, no, di questa storia del brand mafia che viaggia attraverso anche capi d'abbigliamento, il cibo, insomma, ed è una denuncia fatta in più occasioni. Noi poco fa facevamo vedere proprio un villaggio della Coldiretti che era stato allestito proprio davanti al Politeama per dire no al brand mafia nell'alimentare, nel settore alimentare. Ecco qua, guardate, queste sono le immagini del villaggio allestito dalla Coldiretti, che peraltro è vero, Francesca è intervenuta anche oggi per ringraziare Mario di questa denuncia, perché loro sono davvero tantissimi anni e sono stati tanti gli interventi, no? Sì, e in più occasioni Coldiretti si è espressa. L'ultima manifestazione Coldiretti è scesa in piazza per dire no al brand mafia lo scorso autunno, quindi autunno del 2022, quando in sostanza si sono resi conto che il volume d'affari è sempre più crescente, e soprattutto quando hanno visto le bottiglie di whisky a forma di mitra o l'olio made in mafia. Quindi insomma una rivoluzione che insomma parte da chi come Coldiretti vuole garantire il made in Italy, l'agroalimentare italiano. Ecco, tu hai girato il mondo, Mario, e potrai in qualche modo aver documentato, no? Se questo effetto brand mafia ha sortito un po' nella consapevolezza, nell'idea della Sicilia, delle persone che ovviamente vivono al di là dei nostri confini, come di un abbinamento netto con la mafia. È così? È così, però c'è anche grande curiosità. È un po' come nel cinema, nella fiction. Non è che tutti i film parlano di mafia, oppure tutti i film che vengono girati in Sicilia sono a sfondo mafioso. C'è l'onore e il rispetto, ma c'è anche Montalbano, c'è che ne so, un'altra serie di queste inutili, e c'è anche però Macari. Quindi evidentemente c'è un modo diverso per raccontare la Sicilia. Se prima venivano solamente perché avevano visto Il Padrino, adesso vengono perché hanno visto Montalbano. Quindi il fenomeno del turismo è, secondo me, indirizzato rispetto a quello che noi vogliamo fare vedere agli altri. Se noi mostriamo Corleone, che con tutto che Corleone è una città bellissima, oppure inventiamo il tour della mafia, che penso che sia una delle cose più aberranti che io abbia mai sentito, cioè fare il tour della mafia ai turisti, è completamente fuori da ogni logica. Poi noi abbiamo però il fenomeno Montalbano, che ha rilanciato il sud-est della Sicilia. Tutta la provincia di Ragusa, Ibla, Scicli, Punta Secca sono state rivalutate grazie a Montalbano. Macari ha rilanciato tutta la provincia di Trapani. Allora perché non usare anche il cinema, la fiction in questa direzione? Perché raccontare solamente? Cioè, io mi rifiuterei di dare un set a una fiction che fa l'apologia della mafia. Mi accontento di dare un set ai film e alle fiction che esaltano la bellezza della Sicilia. Perché parlare del Padrino e non parlare di Nuovo Cinema Paradiso? Perché parlare appunto dell'onore e il rispetto e non parlare di Macari o di Montalbano? Cioè, abbiamo talmente tante cose da poter dire che fermarci a questo stereotipo è mortificante. Per questo io non solo denuncerò le magliettine o i souvenir, ma se ci saranno volte in cui l'immagine della Sicilia è mortificata da tanta letteratura, da tanta fiction o da tanta filmografia, lo denunceremo al pari di come abbiamo fatto adesso, perché non è possibile che noi dobbiamo essere conosciuti nel mondo solo per questo. Io nella musica ho fatto una bonifica di quei brani che hanno dato un'immagine sbagliata della Sicilia. Ne faccio uno su tutti. E quando io vado all'estero, la prima cosa che mi chiedono è Vittina Crozza, col trallallero o l'allero. Io mi fermo e dico: allora, gentile pubblico, io Vittina Crozza ve la faccio alla mia maniera, cioè depurata e curata da questo trallallero o l'allero che è stato messo lì, diciamo, ecco,
a uso e consumo dei turisti da musica da bancarella, senza avere capito il reale significato di quella canzone. Vittina Croce è una canzone che parla di morti in miniera, e chi moriva in miniera era considerato peggio dei cani, peggio degli animali, per questo morivu senza un tocco di campani. Allora ripulire Vittina Croce è stato il primo passo per fare capire gli stranieri che avevano un'immagine sbagliata anche della musica siciliana, che non era quella la musica siciliana, che poteva essere altra. Allora sulla musica, sul teatro, sulla fiction, sul cinema, sui souvenir dobbiamo combattere questa battaglia affinché questa immagine che esportiamo all'estero possa essere bonificata, così come sta facendo Coldiretti. Allora, il nostro programma è un bellissimo frutto di interazione anche con i nostri telespettatori, per cui devo assolutamente dare questo spazio a chi ci sta scrivendo. Provate ad andare a Milano, scrivono, e ad associare la città al brand Mani Pulite e vedrete la reazione dei lombardi. Questa è, come dire, un'altra osservazione. Buongiorno, buon pomeriggio, io a volte dico buongiorno e sera, va bene uguale. Roberta, grazie per il fatto che parlate di questo argomento. Sono una catalana che vive in Sicilia. Volevo farvi sapere che a Girona, in Spagna, c'è una pizzeria chiamata La Mafia Se Siente a la Mesa. Non intendo entrare mai in questa pizzeria. E poi anche nei bar a Savoca vendono gadget legati alla mafia. Certo, Savoca cioè ha anche riferimenti cinematografici, no? Anche ha riferimenti cinematografici. Ancora anche io sono contro il brand mafia, e tanti complimenti davvero a Mario per questa denuncia, perché poi, no, Francesca, è vero che noi possiamo scrivere, possiamo fare i nostri servizi, voi potete riempire le pagine dei giornali, e poi arriva il messaggio di un artista che spopola sul web e si crea il caso, no? A volte insomma è l'epoca dei social, è indubbio. Si alza il polverone, ma io proprio ricollegandomi alle parole che ha appena pronunciato Mario, volevo fare una riflessione con Mario e con i nostri telespettatori e anche lanciare una provocazione. Cos'è che sbagliamo? Perché noi italiani non ci sogneremmo minimamente di scherzare o di sbeffeggiare il Bataclan o l'11 settembre. Certo. Invece all'estero si permettono di utilizzare il fenomeno mafia per schernire una cosa, insomma, che non andrebbe schernita, perché il fenomeno mafioso è una cosa seria. I social, sì, i social sono ormai la cassa di risonanza dell'era moderna, dell'era 2.0. È chiaro che il video postato sui social da Mario Incudine abbia suscitato scalpore, ma la cosa che mi verrebbe in mente da dire e da suggerire è: dovremmo avere ogni giorno un Mario Incudine che denuncia una roba simile, perché evidentemente non tutti i siciliani o non tutti quelli che hanno preso il traghetto si sono indignati. La riflessione che occorre fare è questa. Mario. Lo sai cosa ho letto tra i tanti commenti che mi sono arrivati, migliaia di commenti, alcuni anche abbastanza stupidi, offensivi, eccetera, eccetera. Uno mi ha scritto: è inutile fare tutta questa schiumazza, non li guardare e passa avanti, che cosa te ne frega a te? Io penso che questo sia veramente la cartina di tornasole di quello che può succedere, cioè l'indifferenza. L'omertà parte da questo, l'omertà comincia da qui. Se io non mi fermo e passo avanti, e lo faccio una volta, lo faccio 2 volte, lo faccio 10 volte, lo faccio io, lo fanno 10, 100, 1000, 1 milione, non risolveremo mai niente. Allora non bisogna guardare e passare avanti, perché grazie a questo atteggiamento siamo arrivati dove siamo. Allora se invece tutti quanti, come è successo, alziamo il polverone e facciamo succedere il caso, probabilmente oggi abbiamo risolto il problema dei souvenir sul traghetto, domani bonificheremo tutti i posti, perché non è che ora l'abbiamo levati dal traghetto e ci quietiamo. A proposito di questo, Mario, scusami, ti fermo un attimo. Bravo Mario Incudine, lui è famoso e lo hanno ascoltato subito. Devo dire però che Taormina da sempre è piena di questo tipo di souvenir, vanno vietati dovunque, appunto come stai dicendo tu, non solo sui traghetti. E tra le altre cose noi non dimentichiamoci
dobbiamo comunque dire grazie alla Regione Siciliana, l'assessore Aricò si è impegnato immediatamente, oggi è intervenuta Edita Maio. L'assessore Tamaio, sì. E poi sono arrivate anche dalla deputazione parlamentare della Regione con Ismaele Lavardera, che si è impegnato in primo luogo anche lui per spingere su questo punto. Assolutamente. Ecco, che non fermatevi qua, cioè sarebbe il caso di aprire questo varco Roberta, sì, dimmi. non ci fermiamo qua per questa ragione, perché adesso che abbiamo ottenuto abbiamo conquistato questa prima cosa, e quindi abbiamo vinto questa piccolissima battaglia, non ci possiamo fermare. Addirittura in questi giorni mi hanno scritto e chiamato centinaia di sindaci, assessori da parte di tutta la Sicilia, che vorrebbero fare un incontro. Allora io ho detto, e dico anche all'assessore Aricò e all'assessore all'identità siciliana, incontriamoci tutti quanti, con tutti i sindaci che hanno espresso una volontà di potersi occupare in prima persona, facendo delle azioni e delle determine, non so il termine tecnico, delle ordinanze, certo. Ecco, per impedire questa cosa. Certo. Incontriamoci e troviamo un modo pulito, bello, sereno per dare seguito a questa rimostranza popolare, perché per la prima volta è stata una dimostranza popolare. Io ho alzato il polverone, io ho acceso la luce, ho acceso la miccia, ma è stato grazie a tutto quello che si è ingenerato in 2 giorni che siamo riusciti a ottenere che almeno sulla Caronte non ci siano più questi oggetti. Ora bisogna che questi oggetti non ci siano più da nessuna parte, e devo dire che ho accanto tutti i sindaci e tutti gli assessori, almeno nelle principali città. Allora ne parleremo ancora, abbiamo citato Taormina e Ismaele Lavardera, quindi un netto collegamento con il sindaco De Luca, e sono sicura che in qualche modo a lui arriverà questo messaggio. No, il sindaco De Luca mi ha scritto e mi ha detto che farà un'ordinanza proprio per questa ragione. Bene. Allora noi ci dobbiamo un attimo solo, ci dobbiamo fermare per una pausa brevissima e torniamo poi a parlare con Francesca di un settore molto sommerso, per certi versi difficile, che è quello dell'acquisto sul web. Ci fermiamo un attimo e torniamo tra poco. Seconda parte di Sicilia 24 Focus, abbiamo in collegamento Mario Incudine e con noi in studio Francesca Aglieri Rinella del quotidiano La Sicilia. Dunque, gadgets mafiosi o brand mafia, non solo nei negozi, stiamo ricevendo tantissime segnalazioni, Mario, di presenza di gadgets con il brand mafia in tantissimi luoghi della Sicilia, si è accesa proprio una luce pazzesca, ma c'è anche ovviamente l'acquisto online. Sì, un fenomeno che poi non è così tanto sommerso, perché ultimamente, anche grazie, purtroppo grazie no, alle fiction e alle serie TV della serie Narcos Gomorra, l'abbigliamento sul web è preso, i negozi di abbigliamento sul web sono presi d'assalto di gente che va alla ricerca di t-shirt, calzini, abbigliamento con le figure di Pablo Escobar o del Padrino, o con i protagonisti di Gomorra. Anche questo è un fenomeno da attenzionare. Così come diceva Mario poco fa, il polverone siamo riusciti a sollevarlo, però insomma il web non è una cosa su cui prestare particolarmente attenzione, da non sottovalutare. È così, Mario? Certo, sì. assolutamente. Certo. Anche questo è da non sottovalutare. È chiaro che è un fenomeno un po' più, tra virgolette, nascosto, nel senso che una cosa è che io passo per le strade di Ragusa Ibla o di Taormina o di Cefalù e vedo chilometri, metri di strada con queste cose appese. Diverso è il web, in cui io devo andare, devo cliccare, quindi ci vanno solamente quelli proprio malati e che vogliono acquistare questo prodotto. Chiaramente anche quello è un fatto da attenzionare, perché comunque noi non dobbiamo dare la possibilità di avere l'offerta, anche se c'è la domanda. C'è la domanda, ma magliette non ce n'è, o quantomeno dobbiamo cercare di trovare un nuovo merchandising. Io dico anche una cosa, faccio anche una provocazione. Sicuramente queste
questi commercianti avranno fatto un investimento, no? Piccolo, certo, grande che sia, hanno fatto un investimento. Allora io per primo andrò in un negozio, 2 negozi, 10 negozi, andrò a comprare tutto il materiale che c'è là dentro a spese mie, dopodiché prendo quel materiale e lo metto al macero e ai miei concerti regalerò 10, 100, 50 magliette con le frasi dei più grandi scrittori siciliani, con la Vucciria di Guttuso, cioè inventiamoci una contromossa. Avvertici però, parlando Mario, avvertici però di questa cosa, ti veniamo a Vi trovare. avverto, assolutamente, ma voglio lanciare anche un'altra provocazione, anzi un altro invito a chi è che ci sta ascoltando e a chi sta scrivendo adesso a te. Chiunque veda queste cose, faccia un video, come ho fatto io. O compri questa magliettina e la bruci. Togliamo questo materiale. Io lo capisco che 10-15 euro qualcuno magari non può uscirli per la magliettina, sono tempi duri, però chi può farlo lo faccia, facciamo una provocazione, andiamo a comprare queste magliettine e buttiamole, mandiamole al macero, bruciamole, oppure documentiamo questi posti e riempiamo il web di questi posti. Dopodiché noi andremo in ogni posto, io mi farò portavoce insieme a tanti altri miei colleghi che mi hanno scritto, ci faremo portavoce di questo movimento di bonifica, perché dobbiamo cominciare dalle piccole cose, e questa è una piccola cosa. È perché è cultura, Poi, no? chiaramente... È la cultura, scusa Mario, è un problema di cultura, cioè noi diffondiamo questo tipo di immagine che parte da qua. Purtroppo, credo Mario, magari tu ne sai qualcosa in più sull'argomento, spesso sono anche delle produzioni artigiane queste. No, assolutamente, No? sono delle produzioni cinesi. Ah, vedi, Sono allora mi hai degli stock risposto. cinesi. Quindi dalla Cina arriva tutto questo materiale, in casa le lo produzioni produciamo. artigiane sono quelle sane. Ok, va Ora bene. non voglio fare pubblicità a nessuno, ma per esempio c'è un ma marchio. mi domandavo se addirittura fosse un paradosso, cioè se addirittura ci fosse una produzione made in Sicily su queste cose. Assolutamente. No. Allora perché ti dico che è un problema culturale, come giustamente dici tu? Perché io commerciante che compro quello stock mi sto facendo un danno e sto facendo un danno a tutti. Allora piuttosto che comprare quello stock facciamo una nuova strategia. La proposta è: andiamo da questi negozianti, la regione nel macro, io lo faccio nel micro perché sono piccolo, la regione nel macro compra questi stock, gli dà i soldi a questi commercianti e fa il primo carico del nuovo merchandising, che insieme a esperti, io non sono un esperto di merchandising, di grafica, non sono esperto di niente se non di teatro e di canzoni. Se si regala il primo stock a questi commercianti e si fa la prova se questo stock rende più di quello. Allora parliamo che il commerciante comprerà dai cinesi o da chi è che produrrà cose nuove, perché il problema non è il turista non è stupido, il problema siamo noi che esponiamo queste cose. Lo so, e però il pubblico compra, è come in teatro, il pubblico vede quello che tu gli fai vedere. Mario, però ci sono persone, per esempio, che mi stanno scrivendo: è bruttissimo andare in Grecia e far capire che sei siciliano e sentirti dire Sicilia, mafia, così. Certo, Okay? e questo è un altro tipo di problema. Questo è un problema legato a una storia millenaria che ci portiamo dietro, che stiamo però cambiando, perché ora ti dicono Sicilia mafia, ma ti dicono anche Sicilia no pizzo, Sicilia libera, Sicilia Falcone Bossettino, Sicilia Sicilia Archimede, Pirandello, Camilleri. Allora io volevo coinvolgere Francesca, abbiamo raccontato noi con la televisione, voi ovviamente sulle pagine del quotidiano La Sicilia, la celebrazione in ricordo ovviamente del generale Dalla Chiesa. La figlia Simona tra le dichiarazioni ha detto: vedo una Palermo un po' diversa, vedo una luce in questa Palermo. Noi non dobbiamo dimenticarci che queste luci ci sono. Sì, queste luci ci sono e io ritengo che noi come giornalisti, ma anche la gente dello spettacolo, gli influencer nel loro mondo, che è quello dei social, che non è un mondo reale ma allo stesso tempo lo è, debbano cambiare il modo di far percepire questa terra, debbano far passare un messaggio che è un messaggio di riscatto una volta per tutte, che oggi è quello che facciamo grazie a Mario Incudine e alla sua segnalazione, che ieri è quello che abbiamo fatto con le parole della figlia del generale Della Chiesa, che facciamo a scuola, che facciamo noi giornalisti sul giornale, sulla televisione, insomma un messaggio di riscatto e di speranza, perché qualcosa è cambiato.
Assolutamente. Allora Mario, tu sei un comunicatore straordinario, oltre a essere una quantità di cose pazzesche nella tua professione, nel tuo mestiere, no? Hai raccolto soddisfazioni in tutto il mondo e quindi noi ti disturberemo ancora, abbiamo questo vago sospetto e lanciamo anche da qua, lo facciamo noi ma sono sicura che il quotidiano raccoglierà questa dichiarazione di oggi, proprio di voler far partire un movimento che passi dai sindaci ma anche dalle persone comuni, no? Che possano manifestare dalla società civile, questa indignazione. Perché tutto parte dalla società civile. Ecco, però noi adesso parliamo di bellezza e la bellezza la mostriamo, caro Mario, grazie a una canzone senza tempo che tu hai voluto quasi raccontare, anzi sicuramente raccontare a un pubblico, al pubblico del Teatro Andromeda, che è un luogo incantevole dove bisogna sapere apprezzare il silenzio e poter godere di tutto quello che c'è attorno. Allora, in una delle tappe di questa tua estate intensa, piena di soddisfazioni, noi vogliamo raccontare la Sicilia attraverso questa bellezza. Pochi secondi, perdonateci, ma è andata così. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare. Oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo felice più in alto del sole ed ancora più su. Di questi 9 mentre il mondo rintocchi, lontano spariva pian piano laggiù. Abbiamo l'audio un po', eccolo qua, i 9 rintocchi con la stessa nota. Quale canzone lo fa? L'hai raccontato a questo pubblico meraviglioso? Questa è una canzone rivoluzionaria, la prima canzone d'autore italiana. Modugno scrive Volare cominciando con la stessa nota che come per incanto, come se si fosse incantata, si ripete 9 volte uguale. Penso che un sogno così non ritorni mai più. È così, e allora così. Il nostro sogno è quello di dare un'immagine nuova alla Sicilia e non è un caso che tu hai fatto sentire questa canzone, no. Perché proprio Modugno, fingendosi siciliano, è riuscito a raccontare una Sicilia autentica, lontana dagli stereotipi, lontana dalla retorica, lontana dall'oleografia. Quindi lui, pur non essendo siciliano, fingendosi siciliano, ha raccontato la Sicilia meglio di noi siciliani e a lui dobbiamo dire grazie. Allora, noi intanto diciamo guarda che posto meraviglioso, favoloso. Ricordiamo che si trova appunto a Santo Stefano Quisquinia, in provincia di Agrigento, un incanto, un gioiello, ma in tanti gioielli hai cantato quest'estate. Noi siamo arrivati al termine, chiudiamo con un messaggio, perché è giusto così. Un telespettatore ci scrive: non fermiamoci qua, magari è un piccolo passo, ma è sempre fondamentale per proseguire la battaglia contro il cancro mafia. Mi auguro che questa trasmissione non sia una meteora. Torneremo a parlare. Grazie Mario Incudine, grazie a te. E buon lavoro a Francesca Aglieri, Rinella e a tutti i colleghi del quotidiano La Sicilia. Noi telespettatori, grazie ancora, l'appuntamento con il Focus torna domani.